lezione avete stasera? Marco? È tardi, vado a prepararmi. Tesoro, sto facendo il caffè. Lo vuoi? Ciao, bellissima. Ciao Marta. Entra, Marco si sta preparando. Ah, ok, va bene. Gradisci un caffè? L'ho appena fatto. Ah, sì, grazie. Guarda, almeno non mi addormento a lezione. Che cosa avete stasera? Fondamenti di filosofia greca. Pesantina, Abbastanza. Guarda, pensa che se non fosse per Marco io sarei ancora in facoltà di iscrivermi. Beh, almeno con te parla. Con me, giusto ciao, esco, non rientro a casa. Guarda, io più che spronarla ad uscire di più o a conoscere gente nuova, sai, anche in facoltà. Io faccio tutto il possibile, ma almeno ci provo. Certe volte si isola proprio. Altre invece, boh, sai, ride, scherza. Beh, magari è un periodo. Tu lo sai, Sara, questi ultimi anni. Ce l'hai presente Gianni, il vicino di su? Ha comprato un macchinone al figlio. Quasi occupa 2 parcheggi. Dai. Andiamo? Sì? Casomai stanotte mi ordino una pizza. Non ti chiedo neanche di farmi sentire qualcosa. Tanto so già la risposta. Ecco appunto. Ciao Marta, grazie ancora per il caffè. Divertitevi. Ciao, cara. Ciao. Siamo un po' in ritardo, passiamo da qua. Va bene. Guardate un po' chi c'è. Minchio Man e Lovely Sara. Marco, ignorali. Ma almeno ce l'ha grande. Perché non ti controlli il tuo di uccello? Lasciala, stronzo! Beh, che c'è? Non fai più Superman? Certo che siete veramente degli stronzi, eh? Perché non ti fai i cazzi tuoi? Che non ti devi mischiare. Io da qui non mi muovo. Sì. Lascialo stare. Dai, tanto già ci rivediamo. Affanculo! Lo so dove abitate! Marco! Marco! Marco, andiamo al pronto soccorso. Sto bene, non ho niente. Ti prego, andiamo al pronto soccorso. Io non ci vado, va bene? Lasciatemi stare. Marco! Lasciatemi perdere. Aspetta, Marco! Buongiorno. Questo qui quanto? Questo qui quale? Un debole? Cosa se ne fa di un coltello? Ma la lingua ce l'hai, sì o no? Lo so, questo paesaggio commuove sempre anche me.
Comunque grazie Cioè? per aver cercato di aiutarmi. Ti ricordi quando eravamo piccoli dopo la festa di fine anno? La festa. Mhm. Io ero seduta sull'altalena e tu sullo scivolo azzurro. Terza elementare. Sì. E a un certo punto mi sono data una spinta troppo forte e sono finita tipo missile sulla ghiaia. Tu sei venuto subito a vedere come stavo. E poi il giorno dopo mi hai portato quel mazzolino di fiori. Sì. E ti hanno riempito la cameretta di insetti. A modo tuo, Marco, ci sei sempre. Molto a modo mio. Sai cosa diceva mio nonno? Signor Sergio. Lui ogni tanto prendeva la fisarmonica e suonava qualche canzoncina. E poi mi diceva: ogni piccolo battito della vita è come una noticina. Note belle e note brutte, ma alla fine c'è sempre una melodia. Tanto non suono per te, non insistere. Senti un po', cosa hai deciso per stasera? Fammi pensare. Musica a palla, claustrofobia. Sei ancora in modalità stand-by? Allora facciamo così, tu torni a casa, ti fai una doccia e poi andiamo insieme. Stiamo massimo un'oretta, promesso. E poi magari ti serve anche per distrarti un po'. Cosa hai detto? Note belle e note brutte. Note brutte e note belle. Alle 8:30 sono da te. Non mi ricordavo della fisarmonica. Beh, cosa ti sembra? Musica a palla, gente ubriaca. Sono dei miei amici, vanno con il scusate, vorrei che il mio amico Marco suonasse qualcosa per noi. No, Sara, non ho voglia. Dai Marco, suona qualcosa. Dai. Dai Marco, suonaci qualcosa. Marco, lasciali stare. Dai, vita di zucchero, facci vedere. Vediamo un po' la figura di merda, dai. Bravo coglione. Perché non te la prendi come? No, andiamo. Sei la star della serata, eh? Perché non aggiungiamo qualcosina per farti stare ancora meglio? Naturalmente offre la casa.
impazzito? Ho cercato di chiamarti al cellulare, di contattare Sara. Perché sei tutto sporco? Marco, rispondimi! Dove cavolo eri? Marco! Mi devi rispondere! Dov'eri? Zitta, mamma, zitta! Quello di chi è? Perché era nella tua tasca? Marco, rispondimi! Dov'eri? Marco! Devi rispondermi! Dov'eri? Marco! Ma almeno sai usarlo quel coltello. Marco, che hai fatto? Sei sempre stato un perdente. Non fai altro che deludermi. Chi ti ha dato quella roba? Debole! Marco, continua a guardare me! Debole! Debole! Marco! Dimmelo! Marco! Marco! Marco!